Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo Gallo, Dimmela le Marcassa! sei contento? Contentissimo! Ma dove mi hai portato quest'oggi? Oggi faremo un viaggio davvero originale tra Arcade e Spresiano. Addirittura scopriremo il più grande panevin del Veneto. Wow! Quindi tradizioni, storia, cultura, tantissima gastronomia. Sei pronto? Prontissimo! Andiamo! Andiamo! Con le scarpe verdi. Hai visto, Vladi, che spettacolo? Benvenuti ad Arcade, città nel cuore della Marca Gioiosa che conta all'incirca 5.000 abitanti, un po' meno di 5.000 abitanti, e ha la sua caratteristica e peculiarità di essere la città del panevin per antonomasia, conosciuta non solo nella provincia di Treviso, ma posso dire anche in tutto il Veneto. Perché venire a vivere Arcade? Arcade è un paese appunto accogliente, abbiamo molte persone che arrivano dai comuni limitrofi, ma non solo, abbiamo anche una comunità straniera ben integrata, persone che appunto hanno trovato qui il loro spazio per far crescere la loro famiglia. Poi abbiamo anche un'offerta sia diciamo a livello dell'infanzia, abbiamo un'ottima scuola, abbiamo anche delle strutture per lo sport, una delle quali abbiamo appena finanziato nuovamente e vedrà la luce all'incirca tra 18 mesi, e quindi questo vuole dare ancora una risposta maggiore nei servizi alla nostra comunità. Abbiamo anche qualche azienda che brilla per essere a livello internazionale, per dare dei prodotti nel campo dello sport, perché proprio qui siete da noi. Siamo in procinto di sviluppare una nuova area industriale su richiesta da un privato, dovrebbe portarci circa 170 posti di lavoro, oltre a quelli e le aziende che sono già presenti, e poi abbiamo un'offerta in agricoltura, abbiamo una specialità che è il topinambur, che viene coltivato solo in questa zona, in questo paese, e che lo commercializza poi un po' in tutta Italia. E ultima ma non ultima, tra le prime abbiamo una produzione eccellente di buoni vini che vengono appunto dal territorio arcadese. Venite a trovarci, Arcade vi aspetta a braccia aperte, con il cuore in mano e il sorriso per voi. Questa è la piazza principale di Arcade. Alle mie spalle la chiesa parrocchiale dedicata a San Lorenzo. La comunità di Arcade si attesta qua già in epoca classica. Dovete pensare che il fiume Piave scorreva a pochi passi da questo luogo, da questo nucleo. In realtà ci fu sempre un continuo conflitto con queste acque alluvionali, tanto che durante il periodo della Serenissima vengono costruite delle grandi arcate a difesa proprio delle acque alluvionali, da qui il toponimo e il nome della città Arcade. Durante il Medioevo il possedimento era nelle mani della famiglia dei Collalto, poi, come dicevo, arrivò la Serenissima Repubblica di Venezia, che diede una sorta di sistemata a queste terre dal punto di vista idrogeologico, portando anche uno certo sviluppo.
che cessò, ahimè, con la fine della Repubblica. Ci fu un Ottocento davvero complesso per gli abitanti di queste terre, una grande migrazione prima verso l'America, l'Australia, poi Svizzera e Francia. Arcade è ricordata anche per il famoso grande gigantesco Panevin che viene acceso ogni 5 di gennaio e riporta qua tutti gli abitanti, riavvicina tutti quelli che si sono allontanati dal comune. È un momento di grande festa, più di 10.000 persone accorrono a salutare il nuovo anno, a stringersi la mano e soprattutto a scambiarsi dei ben auguranti sorrisi. Mi trovo all'interno della chiesa di San Lorenzo di Arcade. La prima chiesa venne costruita nel XV secolo. Purtroppo, dopo i terribili accadimenti della Grande Guerra, è rimasto ben poco, come tanti manufatti lungo l'asta del fiume Piave. Devo dire che però, entrando qui, mi sono particolarmente stupefatto dallo stile, dalla bellezza, dall'eleganza dei decori di questa chiesa. Una chiesa molto grande che, pensate, dentro di sé raccoglie alcune opere che durante quel terribile, tragico periodo dal 15 al 18 al Novecento il parroco di allora ebbe il coraggio di conservare ciò che conteneva. Infatti, se guardate alle mie spalle, all'interno del presbiterio si trova la pala d'altare che raffigura la Madonna con Bambino in trionfo, i santi Lorenzo, Stefano, Rocco e Sant'Apollonia. Ai lati del presbiterio due grandi telari che ci raccontano il martirio di San Lorenzo, mentre l'altro il famoso miracolo eucaristico di Torino. Altre opere sono contenute, opere antiche. La Madonna lignea del 1400, proprio conservata nel primo manufatto di Arcade, e poi due bellissime tele che si trovano sotto il grande rosone all'ingresso principale della chiesa, dove si vede la Madonna del Rosario, ma sotto un'icona che ci ricorda la vittoria di Venezia a Lepanto sui turchi. Dall'altra parte invece il maestoso San Pietro di Verona. Ma le due tele principali, conservate all'interno di questa chiesa, sono frutto di un lavoro di restauro importante. In particolar modo spicca per bellezza e colore la tela che raffigura la Madonna Immacolata con il manto azzurro, la Maddalena vestita di rosso e Sant'Antonio che porta con sé Bambin Gesù. Perché è importante? Importante perché il restauro è stato compiuto dalla famiglia di Vittorio Rossetto, illustre cittadino di Arcade e amministratore. Tutto ciò venne organizzato e orchestrato dalla moglie Simonetta Bettiol, in ricordo proprio del marito. Ed è un'opera importante, un'opera d'arte che richiama quello stile veneto che tanto lustro ebbe in tutta Europa e venne dipinta dal bravissimo pittore veneto Gaetano Zompini, nato a Nervesa nel 1700, che ha operato in tutto il territorio della Serenissima Repubblica di Venezia. Questa è bella perché, oltre che essere ben restaurata, ci riporta in auge quei grandi colori che hanno fatto grande Venezia, come per esempio il rosso Tiziano o Carpaccio. E quindi all'interno di questo scrigno degli anni '20 si contiene una sorta di pinacoteca che fa grande a livello storico e artistico non solo Arcade, ma tutti i comuni limitrofi.
questa? Questa è di Alberto Cendron. E tu vai a trovarlo adesso? Sì. Io raggiungo Lucio. Bravo. Andiamo? A dopo. Ciao Ivo, benvenuto nell'azienda agricola Cendron. Grazie Alberto, grazie. Senti, io parto subito con la prima domanda perché non so una cosa. Campagna Bianca, questa zona, perché si chiama così? Campagna bianca perché c'è il sasso del fiume Piave. Qui una volta correva il vecchio letto del fiume Piave quando correva sotto il Montello. Infatti chi viene qua da noi può ancora osservare il vecchio letto perché ci sono ancora i due argini del Piave quando una volta correva qua e ci hanno lasciato in eredità il sasso. Ha il sasso bianco e quindi Campagna Bianca. Interessante. Senti, questa casa una volta cos'era? Questa qui era una vecchia casa in cui c'erano le poste, quindi venivano qui con i cavalli a portare le poste e c'era lo scambio, lasciavano riposare, c'erano le stalle e mentre mio bisnonno, noi siamo originari da Istrana, una volta emigrato in Argentina è venuto qui e ha acquistato questo podere trasformandolo nell'azienda agricola. E da lì parte l'avventura dell'azienda agricola Cendron. Esatto. Ma oggi cosa fate? Questa è un'azienda agricola, abbiamo sia del seminativo, ma principalmente ci occupiamo di viticoltura. Abbiamo una decina di ettari a vigneto, tra Merlot, Cabernet, il Manzoni Bianco, il Raboso e vinifichiamo tutto qui in azienda agricola, nella nostra cantina. E in questo periodo in particolar modo cosa fate? E sei arrivato giusto per il Raboso. Abbiamo vendemmiato il Raboso a ottobre, l'abbiamo lasciato dalle 8 alle 10 settimane in appassimento e ora è il momento di pigiarlo. Di pigiarlo, vedi le mie mani cominciano a fremere, hanno voglia di imparare. Puoi insegnarmi qualcosa? E se conosci bene il Raboso vedrai che si impregneranno bene di rosso. Ah, perfetto, possiamo andare ad impregnarci? Procediamo. Andiamo. Ecco, Ivo, questa è la nostra zona pigiatrice. Ok. Questa è la nostra diraspatrice. Sì. Prendiamo le cassettine di uva appassita e le mettiamo qui, in modo che teniamo solo gli acini. Ok, quindi procediamo. Procediamo. Vai. Allora, prendo questa. Esatto. Vai, fammi vedere. Tutta dentro. Vai. Questa. Vai ancora. Quanto ha fatto, dicevi, di appassimento? Questa l'abbiamo vendemmiata a metà ottobre. Metà ottobre. L'abbiamo lasciata nel nostro fruttaio e ora è pronta per essere pigiata. Ottimo. 10 giorni di vinificazione e dopo è pronta. Caro Alberto, ma poi quest'uva diraspata che fine farà? Allora verrà lasciata fermentare per 10 giorni. Ok, dopodiché procederemo a torchiarla, verrà messa nelle barrique dove è lasciata invecchiare e affinare per 3 anni nelle barrique. Procediamo. Facciamo partire la macchina, qui il raspo andrà da una parte e gli acini scenderanno. Mi raccomando, tieni il tubo. Ah, ok. Tieni il tubo bello solido. Vai. Arriva. Mi raccomando Ivo che questo è il nostro nettare. Quindi è prezioso.
dopo 3 anni di barrique viene imbottigliato. Ma Esatto. caro Alberto Cendron, perché questo vino l'avete chiamato così? Allora abbiamo deciso di chiamarlo Rosso Montanelle perché è il nome del borgo dove ci troviamo adesso, quindi abbiamo voluto fissare ancora di più questo raboso in questo territorio. Il Rosso Montanel però ha anche un'altra etichetta diversa, perché? Questa è invece l'etichetta che abbiamo fatto per il centenario del campo di volo di qui di Arcade. E infatti so che Lele si sta già informando su questa storia. Ivo, prima che tu parta voglio regalarti questo Prosecco col fondo. Abbiamo deciso di chiamarlo Pitusso. Pitusso perché? Perché noi, come ti raccontavo prima, siamo originari di Via Nova di Strana. Essendoci tanti Cendron, avevamo il soprannome o Pitussi o Pitussetti. Quindi tu che sei gallo ho deciso di regalarti questo piccolo Pitusso. In effetti io e te insieme facciamo Gallo Cendron. Grazie Alberto. Mi trovo con il luogotenente Lucio. In realtà Lucio è un amico, ma è anche assessore del comune di Arcade. Io già ti ringrazio, Lucio. Grazie a te, grazie Perché a te. guardate che splendida divisa indossa per noi quest'oggi. Grazie a voi per essere qui. Questo ti riporta un po' nel tuo mondo, tu sei Certo, un esperto sì. di aviazione, di aeronautica. Siamo nel podere dell'azienda agricola Cendron che ci ospita oggi. Esattamente. Perché a pochi passi su questa campagna c'è stata nella storia un'aviosuperficie importante soprattutto dal punto di vista militare. Cosa Esatto. accadeva qui, Lucio? Praticamente qui nel ottobre del 1916 nacque questo campovolo, denominato Campovolo di Arcade, che ebbe una duplice importanza, un'importanza da un punto di vista storico-strategico, visto che avevamo il fronte a pochi chilometri, e un'importanza un po' dal punto di vista un po' più tecnico. Fu il primo campovolo di un centro addestramento squadriglie, quindi si insegnava ai piloti a volare in gruppo. Un secolo fa non avevano a disposizione la tecnologia e gli strumenti che hanno i piloti oggi, quindi Si volava a vista. esattamente, era un volo fatto esclusivamente a vista, quindi imparavano proprio a volare in gruppo, a formare quello che è lo stormo di velivoli. C'è una particolarità legata a questo campovolo che a un certo punto decisero di piazzare sul terreno delle tavole. Cosa hanno Esattamente, fatto? sì. Cosa è successo? Qui siamo in un posto dove scorreva il Piave, quindi è disseminato da questi sassi bianchi, infatti è denominato anche Campi Bianchi questo campovolo, e quindi proprio per l'importanza strategica di cui parlavamo prima hanno deciso di mettere queste tavole di legno per poter far atterrare e decollare quindi proprio i per velivoli. creare la pista. Esattamente, quindi creare una pista, creare una sorta di parquet Sì, enorme parquet. esatto, in modo da permettere insomma in modo agevole l'atterraggio e il decollo da parte dei velivoli. E che aerei partivano da qua? Che modelli? Ma parliamo di aerei storici dal Caproni al Newport 17 allo Spad, insomma, quindi tutti aerei della prima guerra mondiale. E di insomma. conseguenza anche assi del volo del Certo, tempo. sì, immagino. abbiamo fonti che ci dicono che qui sono passati da Mario De Bernardi a Fulco Ruffo di Calabria fino ad arrivare agli assi di Giannino Ancillotto e soprattutto Francesco Baracca. L'asso, denominato l'asso degli assi. L'asso degli assi Esatto. che poi precipitò sul Montello. Esatto, a pochi chilometri da qui. Il famoso sì. cavallino rampante che poi venne donato A all'azienda Enzo Ferrari, esatto. esattamente, sì, c'è la storia. Adesso, caro Lucio, tenteremo un'esperienza di volo, non con gli aerei che tu hai nominato, ma con dei modelli, grazie al presidente del gruppo aeromodellistico Piave, Alberto. Grazie Lucio! Grazie a te. Grazie. Ciao. Qui siamo in un luogo importante per la storia di Arcade perché alle nostre spalle c'era questo campo volo importante che Lucio ci ha raccontato, quindi fa parte della storia militare ma non solo, della storia in generale del nostro paese. Su questi cieli
su questo ex campovolo partono questi modelli, perché tu sei presidente di questo gruppo. Aeromodellistico Piave RC. Quindi voi manovrate dei piccoli aerei, come possiamo definirli? Sono degli aeromodelli a tutti gli effetti, quindi dei piccoli aerei in miniatura che vengono controllati tramite radio dal pilota da terra. Tu fra poco ci farai vedere come funzionano, ma che tipologia di modelli utilizzate al giorno d'oggi? Allora, possiamo utilizzare dagli elicotteri radiocomandati agli aerei ad elica, quindi anche riproduzioni. Poi esistono aerei storici, sostanzialmente quelli anche aerei storici e anche più moderni, acrobatici. Esistono anche delle categorie che riprendono, diciamo, in tutto e per tutto, quindi anche in termini di motore, i jet militari e civili, quindi con motori a turbina. Quindi è un hobby, uno sport che uno può imparare seguendo un po' le vostre istruzioni. Come si diventa aeromodellista? Allora, la cosa più semplice è venirci a trovare. Noi, ad esempio, come gruppo Piave, diamo la possibilità ai giovani e ai meno giovani di venire a provare degli aeromodelli scuola in doppio comando, come a scuola guida praticamente. Quindi ci venite a trovare, non c'è nessun pericolo di rompere l'aereo perché l'istruttore si prende la responsabilità di seguirvi da zero. Anche perché credo sia un lavoro difficile montarlo, costruirlo, metterlo in opera, farlo volare, non è proprio semplice. Ci vuole impegno come in tutte le cose. E quindi tu gli aerei riesci anche a costruirli? Allora, io faccio parte di quelli che non ha molto tempo, per cui devo adattarmi a qualcosa di già costruito, però gli allestimenti interni me li devo fare chiaramente. Quindi è un lavoro preparatorio parecchio lungo prima di vederlo sfrecciare sui cieli azzurri del Veneto. Sì, sicuramente è una cosa che richiede del tempo. Consiglieresti questo sport, questa attività? Sono di parte, quindi sì, lo consiglierei assolutamente, specialmente ai giovani che hanno voglia di staccarsi un pochino dal cellulare magari. Ti vediamo all'opera? Ma direi di sì. Voliamo con Alberto! Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, niente, son la mia malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Sarà quel che sarà. E sarà, e sarà, e sarà, e sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra se la notte piangerò, una nenia di paese canterò.
Ivo, Lele? eccoci qua, alla scoperta di questa terra. Dopo Arcade visitiamo un'altra comunità che ha le radici lontane nella storia. Sì, dove siamo? Spresiano! Ah, Io non ti svelo più di tanto, sarebbe bello scoprirlo tutti insieme. bravo. Ok? Perché anche ogni piccolo paese Ha sempre qualcosa da regalarci! Bravo. Scopriamo Spresiano, Scopriamo! spresiamo, copiamo, Andiamo! spresiamo, robiamo, Andiamo. cambiamo, sempiamo, robiamo, rompiamo. Benvenuti a Spresiano, questo è il mio territorio e vorrei raccontarvi tantissime cose perché ce ne sono tante da raccontare e soprattutto anche qualcosina di nuovo che ho in mente, che abbiamo in mente come amministrazione per il prossimo anno, sia a livello infrastrutturale, e qui sapete che mi riferisco al velodromo piuttosto che alla sistemazione della chiesetta dei Giuseppini, piuttosto che all'impianto a Lovadina, ma soprattutto mi riferisco al famoso marchio IGP Miele del Piave. Ci stiamo lavorando e siamo convinti che il 2024 potrebbe essere l'anno giusto per vederci così avverato questo desiderio. Il miele è tutto per noi, è produttività, è amicizia, è dolcezza, è purezza e soprattutto è un prodotto che nasce dall'amore per gli insetti, per l'ambiente, da una cultura che oggettivamente stiamo perdendo e che vogliamo rilanciare affinché anche le nuove generazioni possano imparare qualcosa dalle vecchie. Per cui partire da questo piccolo animale che tanto ci dà e al quale vogliamo voler bene. E allora cosa dire? Vi lascio in compagnia di Ivo e Lele alla scoperta della mia meravigliosa terra e vi aspetto qui a Spresiano perché ricordatevi che Spresiano è Spresiano. Mi trovo nel centro di Spresiano, questo è un monumento ai caduti. Se ne trovano tanti lungo l'asse del fiume Piave, evidentemente per il fatto che qui si è combattuta la Grande Guerra, a poche decine di metri dal punto in cui mi trovo. Spresiano fondamentalmente è l'unione di tre comunità. Spresiano, che forse deriva da Vicus Precilianus, che significa podere di confine. Il confine era determinato ovviamente dal grande fiume. Visnadello, che forse deriva da Visna, che a sua volta deriva da vicinatus. Era il momento in cui i capi famiglia un tempo si trovavano per amministrare queste terre. E poi Lovadina, da Lupatina, il nucleo più antico di questo comune, perché luogo di transito e di tappa delle truppe e dei militari dell'Impero Romano. Quindi questo significa che la storia è davvero antica, si parte già dall'epoca classica, da Calles, da cui deriva anche il nome del borgo Calessani, che significa sostanzialmente incrocio di tante vie. Quindi è un luogo di transito, attraversato anche dai re d'Italia Berengario e Adalberto. Lo stesso Adalberto donò tutto questo territorio poi nel 958 ai conti di Collalto. Ecco che tre comunità unite insieme ci raccontano una storia magica. Addirittura con l'arrivo di Napoleone nell'Ottocento si sentì l'esigenza di costruire una nuova grande via militare che portasse dalla Marca Trevigiana verso l'Austria e fu così che Napoleone fece costruire la famosa statale Pontebana. Siamo contenti di essere qui oggi perché il Piave è l'anima di questi luoghi e questo significa produzioni agroalimentari, significa storia bellica, ma significa incontro. Dove non c'erano i ponti, la gente anche un tempo davvero si incontrava. Piacere essere qui con Julian,
che ringrazio. Ciao, Lele. Grazie dell'accoglienza in questo centro equestre che è un unicum in Veneto, perché la proprietà del maneggio è comunale, però tu la gestisci Esatto. in quanto presidente e E istruttore. istruttore, sì. Cosa succede qua dentro, Giulia? Ma qua dentro facciamo la scuola per tutti i ragazzi, non solo ragazzini ma anche adulti, e in più teniamo i cavalli di proprietari che ce li affidano e fanno dell'agonismo. L'importanza di questo sport e come ci si avvicina. Avvicinarsi è facilissimo, si viene qua, si chiedono le informazioni e se un ragazzo o un adulto vuole cominciare con l'adeguato abbigliamento viene, fa una prova di mezz'ora che è gratuita e poi comincia. Perché è importante l'equitazione? Per me è uno sport bellissimo perché a diversità degli altri sport hai questo contatto con un animale ed è una cosa incredibile. Incredibile, io lo faccio da quando ero piccolo e ti insegnano sempre qualcosa e hai questo rapporto che se riesci a farlo con una continuità, nella continuità ti rendi conto proprio di che cos'è avere un animale. Quindi tu lo consigli soprattutto ai più piccoli, ovviamente, di cominciare Io lo questa consiglio attività. a tutti, perché, distintamente. sì, perché è una cosa molto bella e ti toglie dalla quotidianità. Perché adesso comunque viviamo in una società molto caotica, i ragazzi sono sempre coi telefoni in mano e questo ti toglie da tutto. Ti toglie da tutto. Io lo faccio a livello agonistico, è la mia passione, è sempre stata la mia passione e mi piace trasmetterla, cerco di trasmetterla al meglio che posso. E adesso ti mettiamo alla prova perché dovrai trasmetterla a Ivo Gallo che inizierà il suo percorso di equitazione proprio qui, grazie a Giulia. Grazie di cuore. Niente, grazie a voi. Ok Ivo, allora adesso ti mostro come si prepara un cavallo. Ricordati che i cavalli in natura sono degli animali predati, non predatori, e quindi tutto quello che devi fare, avvicinarti, lo fai con molta tranquillità. Calma, Con parola calma. d'ordine calma. Esatto, parola d'ordine e calma. Prendiamo la capezza o cavezza, ok? Guarda sempre che il cavallo sia rivolto verso di te. Se apri il box e la testa è di là e il posteriore da questa parte, aspetta che si giri, non fai tutto con non aver mai il posteriore verso di te. Apriamo i due ganci. Sempre con molta calma. Esatto. La cavezza abbiamo due tipi, si infila questa, si infila così e si passa sopra le orecchie. Se vuoi provare, Sì. così, vieni proprio dietro là e infili questo sul naso. Esatto, e sopra le orecchie. Poi si aggancia qui. Diciamo che c'è una cura e un'attenzione non indifferente. Sì, il bello anche di questo sport qui è questo. E che nasce da un amore per l'animale. Esatto, da un assoluto. amore per l'animale. Diverso dagli altri sport è che hai proprio un compagno. Hai un compagno, devi capire, e ogni cavallo ha un carattere diverso, un modo di fare diverso e tu devi percepirlo. Una calma, devi avere la calma, però tanti cavalli sono più calmi, tanti cavalli sono più nervosi, ci sono tante cose che devi saper valutare. Sì, quindi è uno sport un po' più attento anche a... Sì, io ti dico, io ho fatto pochi sport, questo sempre, e hai sempre da imparare, c'è sempre qualcosa da imparare, ti insegnano sempre qualcosa.
Ragazzi, faticoso, impegnativo, ma un'emozione unica. Cosa sarebbe stata l'umanità senza il cavallo? Il grande Cesare, Alessandro il Grande, i grandi di Spagna. Sarebbero stati veramente grandi senza il cavallo? Questa nazione sarebbe mai nata senza il generoso aiuto di questo nobile animale? E qual è il miglior modo per sdebitarsi se non quello di offrire loro un pascolo grasso e tranquillo dove potersi nutrire e procreare in pace? Che piacere essere con Ivano, il titolare di questo storico ristorante di Spresiano che si trova proprio sulle rive della Piave. Sì. Infatti il nome è ristorante da Domenico alle Grave, alle Grave. che non è grave. Non è grave, anzi, Non è. anzi. Poi c'è un piatto che trionfa all'interno del tuo ristorante che addirittura è divenuto un evento settimanale. Cosa succede qua il mercoledì? Allora, mercoledì, bella domanda, sei informato allora? Allora, il mercoledì facciamo il bigolo, che è il nostro piatto di battaglia insieme a altri, però nel tutto il trevigiano e anche dintorni i bigoli sono nostri, diciamo. Un primo... E abbiamo pensato di fare i bigoli Yukinik, cioè diamo a mangiare a volontà. Tu Io vieni posso mangiare all'infinito. finché ho fame. Sì, fino che vuoi. Hai fatto dei calcoli su quant'è il fabbisogno umano di bigoli o... No, allora prima abbiamo lavorato sul food cost del piatto e poi sì, la quantità non è illimitata, però arrivano a mangiare fino a 500 grammi di A pasta. testa? A testa Mezzo persona. chilo? Sì. È tantissimo. Noi ogni giro facciamo 100 grammi e poi fanno il bis di nuovo e vanno 500, certi tavoli anche di più. E quindi tu quella sera prepari i bigoli... Allora facciamo i tipici bigoli all'anatra, che Sì. questo è un piatto tipico. Poi abbiamo deciso di mettere due piatti, si può dire, per attirare un po' anche la gente, perché piace a tutti, come il bigolo alla carbonara e il bigolo cacio e pepe. E in ultima abbiamo appena inserito da questa settimana i bigoli con il radicchio e la salsiccia. Eccolo qua! Che Eccolo l'abbiamo- qua! Fatalmente! Casualmente. Infatti. Quindi tu prepari i bigoli e li fai a mano. Sì, li impastiamo alla pasta con la farina di semola, uova, e una volta fatto l'impasto abbiamo la macchina logicamente con la trafila al bronzo, li mettiamo dentro e facciamo il classico bigolo. Una volta fatto il bigolo lo sbollentiamo 5 minuti e poi lo battiamo a +3 e lo conserviamo. Questo è un modo di velocizzare un po' le tempistiche, perché il giorno d'oggi la tempistica è Sì, fondamentale. sta molto veloci, però il piatto deve essere fatto bene. Esatto, tutto calcolato. Quindi questo è il bigolo fresco. Sì. E tu prepari un fondo, per esempio, con... Il fondo del condimento è del scalogno, appena soffritto, poi ci mettiamo il radicchio appena spadellato, non va cucinato molto, altrimenti si va a perdere sia delle proprietà e anche croccantezza, e per l'ultima la salsiccia. Poi viene spadellato col bigolo con un po' un filo d'olio d'oliva e del grana in questo caso. E questo è il risultato finale. Il risultato finale. sì. Bigoli a radicchio e salsiccia. Esatto. Allora, da Domenico, che è questo ristorante che ha queste radici antiche insomma, comunque degli anni 50, Sì. tutto è partito con la nonna, poi il papà, adesso c'è Ivano con la moglie Enrica. Con che la moglie salutiamo, Enrica, sì. la figliuola che sta crescendo. Sì. E qui si può trovare la cucina tradizionale, ovviamente rivisitata in chiave moderna, perché i gusti sono cambiati negli Sì, anni. ecco, è quello che ho fatto io, ho preso la cucina del territorio alleggerendole sui gusti, dai grassi soprattutto, e più leggeri e più a portata di mano. Poi qua si può fare una passeggiata all'interno di questo parco immenso, c'è un lago, si sta bene e se tu dovessi consigliare bigoli a radicchio e salsicce, le accompagniamo con un vino, che vino? Ma io qua metterei un vino bianco. Vino bianco. Sì, un vino bianco. Ha detto Ivano, A me piace così. Se fosse Erika che adesso viene a dirlo, mi dice cosa stai dicendo. Vino rosso. Vino rosso. Sì, no, sicuramente un vino rosso. A me piace il bianco. Ci sta benissimo. Ci sta bene Vino comunque. bianco.
Allora io ringrazio Ivano, ringrazio Enrica, ringrazio l'ospitalità all'interno di questo locale importante per la marca di Treviso che è il ristorante La Domenico. Qui si sta bene, si mangia bene e si trovano questi sorrisi qua. Grazie. Grazie a te. Molto. Una piccola pausa, torniamo fra poco. Siamo a Visnadello con Giovannina, assessore, grazie. Grazie perché mi trovo a mio agio in queste situazioni. Questo è un mercato importantissimo per Spresiano che ha le radici che affondano nel tempo. Nel 1766 Cosa è successo? è successo che Visnadello era un paese molto povero, 270 abitanti, con terra poco producente, però c'erano 2 opifici, c'era un tessile e c'era il bisogno di approvvigionarsi dei beni di consumo. Chiaro. Gli altri mercati esistenti erano a più di 12 miglia, sicché i fratelli Gritti, residenti, Famiglia nobiliare familiari veneziana. residenti e a conoscenza della situazione Difficile. precaria e difficile di Visnadello, hanno fatto richiesta al Doge di istituire un mercato. Le cose che si trovano qua sono anche di pregio. Non è che il mercato svalorizzi I beni. i beni, assolutamente no, perché Anzi. qua ci sono famiglie che hanno una tradizione commerciale da più generazioni, sono consolidate, sono delle persone che svolgono Dei professionisti molto seri. Io direi, Giovannina, sei d'accordo di buttarci dentro il mercato? Vediamo se troviamo anche Ivo da qualche parte e Volentieri. facciamo anche noi gli utenti di questo Certamente. storico mercato di Visnadello che ci mette il sorriso in questa splendida giornata nel comune di Spresiano. Andiamo! Giovannina, Ivo Gallo non l'abbiamo trovato, ma noi ordiniamo lo stesso. Certo, mangiamo noi, dai. Cosa chiediamo? Stefano? Prego signori, sono qui a vostra disposizione. Eccolo qua. Prego signora, a Grazie. lei. Perfetto, Grazie. grazie. Prego signore, Grazie, prego. grazie, finalmente lavoro. Vi saluto, vi Andiamo, saluto. andiamo. Di circa 40 metri, qui a Villa Giustiniani, qui nel parco di Villa Giustiniani, proprietà del sovrano militare Ordine di Malta, costituisce un polmone verde al centro di Spresiano. È un parco che ospita numerose piante, tra cui spiccano un boschetto di magnolie. Voi sapevate che il nome Magnolia deriva da Pierre Magnol, medico e botanico francese che fu direttore dell'Orto Botanico di Montpellier. Il parco ospita anche degli antichi lecci, Quercus silex, l'Elce, Calvino fa salire il protagonista del Barone Rampante sopra appunto un Elce e da lì non scenderà più. Ma in particolare in questo parco io voglio andare ad incontrare un albero importante, un albero che ha visto molte storie.
che mi racconterà. Ma in questo parco desidero incontrare un albero che ha molte storie da raccontarmi. Seguitemi. Un cedro del Libano, pensate, circa 250-260 anni. Questo amico ne ha viste molte. Mi raccomando, non confondetelo col cedro, con l'agrume, l'albero da frutto, perché in effetti il nome è uguale, ma l'etimo è diverso, perché il cedro del Libano, una conifera, deriva da Kedros, mentre il cedro albero da frutto è da Citrus, quindi differente origine, ma lo stesso nome. Pensate che in numerosi dipinti vengono ritratti cedri, alberi da frutto, al posto di cedri conifere. Ma adesso sento l'esigenza di ascoltare quest'albero e non solo con le orecchie, e per questo lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Piacere essere a casa di Antonio, una figura molto importante per l'apicoltura in generale. Io non conosco molto bene questo mondo, però è vastissimo, è importantissimo. Il sindaco dice che sempre di più Spresiano deve evocarsi a questa attività importante per la produzione, ma soprattutto per la natura, per l'ape. L'ape per lei cosa rappresenta? Questo piccolo insetto? Questo piccolo insetto per me intanto non è solo le produzioni, non è solo, diciamo, anche la soddisfazione di vedere come cresce una famiglia, come sono loro, come vanno a raccogliere le varie, diciamo, o il nettare o il polline, cioè i prodotti sono 5 dell'alveare, non è vero? Di cui 3 commestibili, papa reale, polline e miele. 2 che non sono commestibili, che sono la cera e la propoli. Ecco, 5. È una piccola fabbrica anche questa. Piccola fabbrica produce 5 cose. 5 cose. Se manca l'ape, anche la nostra vita si ferma. Quindi un elemento fondamentale per la salvaguardia della biologia animale, ma anche quella umana. Ovviamente. È anche quello umano, perché c'è anche quello umano, insomma, è tutto un insieme di cose che abbiamo bisogno dell'ape che sia nel nostro territorio, che sia nel nostro ambiente. Lei ha cominciato negli anni 50, poi si è creata questa associazione così importante, siamo già negli anni 70, lei ha iniziato a occuparsi con amore soprattutto, non per motivi economici, di questo mondo, e vedo che sopra il tavolo, oltre a questi ricordi dell'evoluzione che lei ha fatto all'interno di questo pianeta legato alle api, ci sono questi oggetti. Questo è Antonio, scusi? Questa qui è una costruzione, diciamo, naturale, ecco. Una perfezione. Qui no, non essendo il telaino, che noi abbiamo dei telaini con la inserite, ecco, loro costruiscono sotto il coperchio, loro hanno costruito mancando il telaino che noi diamo, perché diamo un inizio cioè aiutate un po' l'architettura, diciamo. Sì, ci sono dei faghi, dei fogli stampati con l'esagono perfetto, e loro partono da questo foglio. Questo qui, come dico, è naturale perché mancava un favo, per mia dimenticanza. Sono arrivato il giorno dopo per portare i favi, nella notte mi avevano già costruito. Loro si sono arrangiate praticamente. Si arrangiano, perché loro si arrangiano. Ecco. Diciamo che l'uomo poi ci mette del suo per avere anche una produttività maggiore. Esatto, sotto questo aspetto, diciamo. No? Tengo in mano la tessera numero 1 di Antonio Chizzali. Adesso sono oltre 1400 soci di questa associazione, lui è il numero 1 e io sono vicino a lui. Io Antonio la ringrazio per questa
cortesia che ci ha fatto oggi. Grazie a voi. Per ricordarci l'importanza di questo insetto nel rispetto totale della natura e dell'alta qualità che in queste aree si produce con il miele, che sta diventando sempre di più un prodotto dell'eccellenza di Spresiano e dei comuni limitrofi, partendo già addirittura dal bellunese. E quindi io direi di buttarci in un altro mondo, passando dalla natura alla musica, ai giovani. Andiamo a vedere cosa accade all'interno della scuola musicale di Spresiano. Siamo all'interno dell'auditorium di Spresiano. Il bello è che è una chiesa sconsacrata. Guarda che presbiterio bellissimo. E stiamo ascoltando dei giovanissimi musicisti della scuola musicale Tommaso Albinoni, diretti dal maestro Gioele Gusberti. Lui, insomma, è un po' più grande di loro perché è il maestro. No, giovanissimi, promettono tantissimo. Parla piano. Adagio. Dimmi Lele. Bello, no? Molto bello, poi in questo momento anche romantico. Sì, ma chi si aspettava che a Spresiano ci fosse un lago? Come mai? Come mai? In effetti non è naturale. Non è naturale, perché pensa, nasce dall'idea di Remo Mosole, che al tempo era dipendente di questa ditta che cavava, tiravano i sassi per fare creavano delle cave, sì, e ha avuto questa intuizione di unire le 3 cave e poi allargare e creare questo bacino. Quindi l'acqua che noi vediamo è alimentata dalle falde. Che poi e quindi sempre limpida, proprio per questo motivo. Sì, non è stagnante, voglio dire, no, c'è una corrente che spinge. Se tu ti butti, stai a galla, ti trovi a sud. E dicono che ci siano anche tantissimi pesci qua dentro, pesci. No? E tra l'altro cambiano ovviamente in base alla profondità, perché cambia anche la temperatura dell'acqua. Se non sbaglio, il pescaggio maggiore, quindi la profondità è di circa 20 metri, quindi non è poco. Abbondanti, esatto. Peraltro, qui ci sono, insistono, Bella. 2 barchesse, perché c'era una proprietà del 1600, ok, che si trovava qua. Non c'è più la villa, ma sono rimaste le barchesse. Era un luogo di caccia, quindi una grande casa di caccia, e adesso tutto questo è diventato un enorme centro benessere. C'è ristorazione, c'è accoglienza, si può andare in barca all'interno del lago, qualcuno può pescare, pesca sportiva comunque, e poi ci sono un sacco di sport. Beh, il percorso che stiamo facendo noi quant'è, se non sbaglio? 3 chilometri. No, di più, forse 6. 6 chilometri. Wakeboard. Wakeboard è un altro sport, poi lo puoi fare in bici, a piedi, insomma
Se uno viene qui nel comune di Spresiano trova questa realtà che non si immagina. Aggiungerei a tutte le cose che hai detto che ci sono anche c'è molta pace. Sì, è un'oasi sostanzialmente, immersa nella natura, a poco tempo da tutti i centri antropizzati, uno improvvisamente si trova qua, si rilassa, assiste come noi al tramonto, guarda le canoe, noi stiamo per finire il viaggio, facciamo tutto il percorso? No! Ma dai, proviamoci, qualcosa, proviamoci, un po', okay. Cominciamo. Siamo quasi all'imbrunire, alle mie spalle c'è il greto del fiume Piave, molto ampio, e queste pietre rappresentano una storia antica. Qui c'era infatti il porto fluviale, uno dei tanti porti dove sostavano gli zattieri, di cui già abbiamo parlato. Il porto di Lovadina e quello di Nervesa, una delle tante tappe di questo fluitare di legname verso la laguna di Venezia. Rimangono appunto questi segni a ricordare un antico traffico. Pensate che fluitavano lungo questo alveo 350.000 tronchi di legno verso la città dominante. Però oltre a essere un porto è stato per secoli un punto di passaggio quasi obbligatorio. Spresiano rappresenta un'unione tra le due sponde. Addirittura i racconti di Paolo Diacono dicono che proprio in questo posto, al passo di Lovadina, nel 569 si incontrarono il condottiero Alboino insieme a Felice, vescovo di Treviso. Ed è rimasto tutto immutato davvero per tanto tempo. Per guardare il Piave bisognava recarsi qua, a Lovadina. Oggi rimane questa unione attraverso il ponte dell'autostrada, quindi significa che ancora oggi questo luogo è sinonimo di transizione, di passaggio e quindi di vicinanza. Io raggiungo Ivo per terminare questo nostro viaggio che ci ha permesso di scoprire terre meno conosciute ma che respirano vivacemente grande storia. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa! sei contento? Contentissimo! Che viaggio! Sì. E qui Che siamo si conclude. qui proprio sul Piave, o sulla Piave come io preferisco dire. E è stato un viaggio particolare, ricco di spunti per tutti noi, spero anche per voi, perché molti luoghi che hanno meno fama a livello turistico in realtà ci regalano tantissime emozioni. Sono ricchi di segreti. Questa puntata è post natalizia, dopo le feste, però abbiamo in qualche modo cercato di ricostruire anche questo antico rito beneaugurante del pane vin, che è una tradizione molto molto veneta, soprattutto nella parte orientale e anche in Friuli Venezia Giulia. Mi piacerebbe proprio lasciare i nostri amici con queste parole in dialetto che sono state cantate davvero per centinaia di anni davanti a un grande rogo, appunto a un pane vin, che bruciava sperando che l'anno poi potesse andare nel migliore dei modi. E diceva: pane vin, un an de bon vin, una cagliera de poenta, e chi che non si contenta gli resta senza. Dio ne mande figadei, pastipore tosati, che i seon de bocca ed ei, pane vin, carità e sanità, pari poaret, che noi genà. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, si chiude questo viaggio. Se vorrete, ci vediamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Arcade Spresiano, a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.
finita. Lele, e il pane lì? Mio Dio! Lo accendono fra un'ora! Andiamo! Mamma mia! Freschetto! Che emozione! Un po' umido purtroppo. Che emozione! Quest'anno il panevin si fa sotto la pioggia. Pane il panevin bagnato. Panevin A Vezza sotto il cammin. Allora, dobbiamo dire che questo è il panevin più famoso del Veneto perché è il panevin gigante e fra pochissimi istanti verrà acceso. Stiamo per assistere a un rito ancestrale. Questa cosa che vediamo adesso succede da centinaia e centinaia di anni. La tradizione è addirittura celtica, poi fu presa anche dalla cristianità. In buona sostanza si accende un'enorme foghera, quindi un falò gigantesco, che serve a bruciare tutto quello che è andato male nell'anno passato, sperando che sia utile invece il segnale che ci dona questo rito per l'anno che sta arrivando. Quindi se il fuoco va da una parte si presume che ci sia un raccolto più o meno importante. Infatti il detto dice faive a ponente, panoce niente, faive a levante, panoce tante. Bruciamo il passato! Ragazzi! Il fumo dove va? Dove sta andando? Che sia un anno fortunato per tutti! Lo sarà! Lo Dai, sarà! Brucia! Caro Lele, caro Ivo, faive a levante, panoce tante!